se novisi, isu è Franco Meresi del Biri e è a regalo Franco Lane, perché c'è di truppa tendi la un'età. Sì, ma più con Elfis Melis, il famoso... non sono nemmeno parenti. Però la massima aspirazione era Melis. Elfis Melis, e stai imparando molto comunque, bravo, complimenti. Stai studiando cose. Grazie Franco. Okay. Mentre il magazzino è benvenuto a tutti e ho concordato questa dualisi di Atobius tra archeoastronomia, launeddas, antropologia, etnomusicologia, insomma, se ho sempre in sta proprio situazione sarda, via da diversi punti di vista. Sul vostro scandalo ha organizzato questa cosa con un aggiunto come te vivo di uso dei sponsor e quindi mi tocca da Giusligi. Sul Ministero della Cultura italiano, la Regione Sarda, la Fondazione de Sardegna, su Comune di Isili, e noi c'è su Sindaco dei Santendi per Pago, e poi in collaborazione con su Club UNESCO e noi c'è Davide Marras e l'associazione Agora Nuragica del Mauro Zella. Quindi poi oggi teniamo questa presentazione sul libro di Franco Lane, ma si individuazione da De Bruso Paolo Litarro che presenta tutta questa serata, introducili e coordina tutta questa serata. Crasi invece, stamattina ora, sperando che sappia ben tu estu grappuru, presentato sul libro di Placido Cherchi, Crasi, è un saggio che ha scritto Placido 25 anni fa, del dottor Rava Escoverri, e ho pubblicato in pari ai diarios e ai litras del pensione a San Mamma, una cosa abbastanza toccante, con inserimento pure de cose de teatro, perché i litras a San Mamma le leggi di Tino Pettilli, non si usa ricordiaisi di Tino Pettilli, sa voce da Sarrai e Radio Sardegna. Ok, questa adesso è Crasemeria e Crasi ci ha dato un altro suonatore della UNED, giustamente, che è un po' di mio di scrocca, non è a cozzao, ma effettivamente che è del vicinato. E naturalmente c'ha di visitas di costumeria Crasemeria Costi Crasemingiano, a sonurage de Nuedas, in noi a Bravagera, in Sagea de Bravagera, può biri disorientamento del Susoi a Soprecedroso e a Centrale Susoi. A Soprecedroso con i monti di Sartenurri e a Soscurigadroso con Sunurage di Sparasa che è questa parte. Quindi Deus il lasso, sperando che agradessai tutto su Iosannai, tutto su Iantannai. Prima Franco si ha suonato un accompagnamento di processioni e invece si va intendo ha suonato del ballo che è la parte più importante della musica sarda. Franco, una cosa che bisogna gente in trend prima di io con molti amici del Paolo Vitale. E che non entra? Chi non entra? Dal Roccioso è cominciato, dai. No, deve suonare dentro la cannella. Cos'è questo che suona adesso? Punto d'ordine. Sono di libre? Cioè non sono unite? No, allora, unite sono queste. Allora, Bascio, Mancosa e Manusella. Queste sono unite, queste indipendenti. Prego Franco. Thank you.
cosa. Buonasera a tutti, un saluto e un benvenuto ai relatori, un benvenuto al professor Lanaz, con cui condividiamo spesso questi incontri. E un ringraziamento anche alle associazioni che hanno organizzato questo evento, Iskandula, Agora Nuragica, il Club UNESCO, che sono sempre associazioni molto attive. Ecco, questo evento penso che si colleghi, come ha detto ieri, ha scritto Paolo Litarro nell'Unione Sarda, si collega a un tema di stretta attualità, la tutela del paesaggio, che è un tema ormai molto dibattuto, anche perché il paesaggio rischia di essere distrutto, rischia di essere compromesso irrimediabilmente, lo vediamo, da una distesa di pale eoliche, da una distesa di pannelli fotovoltaici, da elementi che sicuramente poco hanno a che fare con la nostra storia, con le nostre radici, con la nostra cultura. Il nostro territorio penso che per sopravvivere abbia bisogno di ben altro, non di queste cose, ha bisogno sicuramente di interventi di sviluppo sostenibile, di interventi di sviluppo nel settore del turismo, di interventi di sviluppo nei settori tradizionali, agricoltura, allevamento, artigianato, di interventi di promozione di bellezze artistiche, storiche, naturalistiche. Ecco, penso che abbia bisogno di questo. Anche queste iniziative archeoastronomiche come quella di oggi sono sicuramente un valore aggiunto anche per il nostro territorio, un punto di vista scientifico ulteriore che sicuramente merita rispetto, merita riconoscimento e merita anche la giusta attenzione. Ecco, penso che il fatto che vengano periodicamente riproposti eventi di questo genere qui a Isili non sia assolutamente casuale. Noi qui, Paolo, abbiamo sicuramente la materia prima, abbiamo 50 nuraghi censiti, oltre 50 nuraghi censiti, quindi segno che questo territorio fu sin da tempi remoti luogo privilegiato per l'insediamento umano. Quindi si tratta di un patrimonio archeologico e storico di tutto rispetto che deve essere valorizzato e promosso e reso anche fruibile. Ecco, l'archeoastronomia è sicuramente una risorsa culturale che può diventare quel valore aggiunto per il nostro territorio, quindi ben vengano queste iniziative, anche come amministrazione le abbiamo sostenute e continueremo anche a sostenerle. Quindi io vi ringrazio per questo vostro impegno, non rubo altro tempo, lascio spazio ai relatori e complimenti ancora per questa iniziativa. Grazie. Grazie signor Sindaco. Allora, io il 90% delle persone presenti ci conosciamo anche da qualche decennio, sono Paolo Litarro e esattamente 30 anni fa sono venuto per la prima volta in questa sala, in questo contesto, a vedere questo spettacolo di cui accennava il sindaco, uno spettacolo, come diremo e come vedremo, unico al mondo. Io traccerò una cornice leggera a questi interventi che si annunziano interessantissimo. Il filo conduttore, come diceva prima Dante, è la presentazione del libro del professor Laner, Nuraghi Sillabe del Cosmo, e il libro dell'antropologo Placido Cherchi invece sulla figura stupenda, che sto approfondendo proprio in questo periodo, di Benson. Quindi dirò proprio due cose introduttive, presenterò gli ospiti e quello che diceva il sindaco è giustissimo. Come scrivevo ieri e come notiamo da decenni, sul costone roccioso dove nel solstizio d'inverno sorge il sole sul nuraghe Calameda, oggi c'è una selva di pale eoliche. Questo una qualche dose di responsabilità è anche di chi non ha riconosciuto questo patrimonio inestimabile. 30 anni fa avevamo scommesso che Isili sarebbe diventata la capitale mondiale di questa materia
sto leggendo in questo periodo, è uscito proprio qualche giorno fa, un libro del professor Racus, che ci ha onorato con la sua presenza tante volte, un sito come Stonehenge, probabilmente di valore scientifico enormemente inferiore a ciò che abbiamo qui, enormemente, attira 1,4 milioni di turisti l'anno, una fonte, direi un sito iconico ovviamente, ma attira e costituisce un volano per l'economia di tutta la zona, e qui non l'abbiamo riconosciuto. Non perdiamo le speranze dopo 30 anni, chi qui presente cercheremo forse anche di capire il perché. Allora, partiamo prima di introdurre velocemente gli ospiti. Così leggevo stamattina e ho trovato stupende queste due citazioni che vi regalo un po' come ex ergo di questa serata. Leggevo di Benson, che non ringrazieremo mai Dante Oriana se averci fatto conoscere. Scrive nel 58: questa terra è una miniera d'oro per gli elementi culturali che, grazie al suo isolamento geografico e alla scarsità di porti, sono stati preservati intatti e non rimpiazzati dalle altre culture mediterranee. E questo credo, forse Mauro toccherà questo tema, si applica a questo tema dell'isolamento, si applica anche all'archeologia e alla conoscenza dei nuraghi. È interessante, ha un valore scientifico antropologico immenso questo tema dell'archeastronomia, perché l'archeologia ci fornisce la visione del mondo, è in un certo senso anche costitutiva dell'identità. L'archeologia determina l'identità di un popolo, in qualche modo. Questo è un tema forse che toccherà Franco. È una scoperta scientifica, dopo 30 anni dopo non perde di attualità. Perché? Perché capire che questi nuraghi non sono messi a caso, questo tentiamo di dirlo ogni volta, ma secondo un disegno precisissimo solare e lunare, è una scoperta stupenda. Scrive Einstein nel 1901: dà una sensazione meravigliosa a riconoscere che i caratteri unificanti di un complesso di fenomeni che si presentano come del tutto incorrelati all'esperienza dei sensi. Quindi dà una sensazione meravigliosa cogliere un ordine laddove i sensi ci dicono che non c'è, o non ci dicono, non ce lo evidenziano subito. Quindi questi nuraghi, chi li ha messi in questo modo, ci regala qualcosa di straordinario. Parliamo dei relatori autorevoli, prestigiosi, che abbiamo il piacere e l'onore di avere qua oggi. In primis organizzatore Dante Orianas, che studia alla UNED, professore inglese, che ha dedicato decenni della sua vita, le sue migliori energie allo studio di Benson e delle Leonidas, non ha bisogno di presentazioni. La professoressa Taramelli, storica dell'arte, secondo l'approccio, ogni volta me lo ripete, sono parole un po' difficili, io faccio l'ingegnere, quindi mie nozioni di filosofia sono ferme a quelle delle scuole superiori. Secondo la scuola di pensiero fenomenologica ed ermeneutica, e soprattutto mi piace evidenziare che è la pronipote del sommo archeologo Antonio Taramelli, che è poi il fondatore non solo dell'archeologia sarda, ma anche di quello che chiamiamo, forse un po' impropriamente, dice qualcuno, paradigma di Taramelli-Liliu, quello del nuraghe fortezza, che il professor Franco Lahner, altro ospite di stasera, critica da 30 anni come madre di ogni sciocchezza. Niente di personale ovviamente. Il professor Franco Lahner, anche lui gioca in casa, non ha bisogno di presentazioni, è stato docente insomma di tecnologia dell'architettura allo UAM di Venezia, si è occupato di costruzioni in legno, materia nella quale è discusso pioniere non solo nazionale, delle tecniche costruttive dei nuraghi, a cui ha dedicato diverse monografie, e a me la parte del suo lavoro che personalmente piace di più, il simbolismo che il nuraghe congela. Franco in questo lavoro di 30 anni mi ha fatto venire in mente questo aforisma molto bello che ho visto su un libro di Carofiglio. Dice: per capire che una risposta è sbagliata non occorre una intelligenza eccezionale, ma per capire che è sbagliata una domanda ci vuole una mente creativa.
Franco Lahner non dice solo che la risposta che hanno dato gli archeologi alla funzione dei nuraghi è sbagliata, ma con mente creativa ci fa notare in questi anni che forse la domanda è mal posta. Non è corretto dire cosa serve un nuraghe, cioè un deposito di grano, ma l'afferenza alla sfera del sacro e del simbolico presuppone una domanda creativa, cioè cosa aveva in mente chi ha fatto i nuraghi, cosa passava per la testa, che è un po' l'indagine che conduce, che porta a termine questo libro bellissimo, un po' la somma di tutti questi studi, costituisce proprio il cuore della serata di stasera. Ospite nuovo che probabilmente per me è una novità, ma anche lui non ha bisogno di presentazioni, il professor Bandinu, che ci onora forse per la prima volta la sua presenza in un convegno di questo tipo, antropologo, leggevo della scuola di Cagliari, studioso di antropologia della Sardegna, ex direttore dell'Università Sarda, insegnante, e leggevo oggi a proposito dell'antropologia, sull'oceano, materia ovviamente che non è la mia, della stessa scuola di pensiero di De Martino, antropologo al quale Mauro Zedda dedica delle pagine bellissime di archeologia del paesaggio nuragico, laddove De Martino racconta questo aneddoto famoso del contadino calabrese di Marcellinara, del campanile che ha fatto parte della vita di questo contadino, e quando sparisce dalla sua vista il contadino va nel panico. Ebbene, proprio frugando stamattina, sono svegliato presto, questo campanile costituisce l'Axis Mundi. C'è un bellissimo articolo di un altro antropologo, campanile di Marcellinara come Axis Mundi, qualcosa che dobbiamo avere, che ci segna l'esistenza, e questo è il cuore del ragionamento di Franco Lahner. Last but not least, dicono gli inglesi, Mauro Zedda, che gioca in casa, che litighiamo ma ci vogliamo bene, non lo ringrazierò, non lo ringrazieremo mai abbastanza per questa sterminata mole di studi, questo corpus di pubblicazioni enorme, che ha prodotto, per chi non lo sapesse, qualcuno dice le teorie di Mauro, le teorie di Boss, un po' come qualcosa di così personale. Gli archeologi e gli studiosi sardi non hanno ancora preso atto del fatto che queste teorie campeggiano sulle riviste internazionali più prestigiose, quelle col più alto impact factor di questa materia, e nel 2015 penso tutti sappiate che sono approdati nella Handbook of Archaeastronomy and Ethnoastronomy, edito dalla Springer di New York, cioè questo lo dico a beneficio forse del professor Bandinu, che non ho avuto ancora il piacere di conoscere, la più importante casa editrice scientifica del mondo, la Springer, dedica in un trattato della Summa dell'archeastronomia 2 capitoli e mezzo alla Sardegna, quello sui nuraghi scritto da Mauro Zedda, quello sul pozzo di Santa Cristina scritto da Arnold Leboeuf, e un altro mezzo capitolo invece dal professor Ruggles, in cui compare questa meraviglia, questo capolavoro che avete qua Isili, il nuraghe Isparas, che come penso tutti sappiate è tappato ufficialmente per motivi architettonici, in realtà per fugare pericolose derive archeastronomiche. Insomma, andavano un po' di curiosi in questo periodo a vedere il pennello di sole che si riflette sulla base del nuraghe, e qualcuno in soprintendenza ha pensato bene di metterci un tappo per così fugare queste gite di curiosi. E il professor Ruggles, con flegma britannica, ci dice che siamo batti da legare da fare un monumento del genere. Domani, quindi dopo la serata di oggi, siamo, tempo permettendo, andremo al centro qui della valle, della valle di Brabacera, sul nuraghe Nueddas, e vedremo il tramonto. Ho voluto mettere questa foto, mi piace troppo, poi ho scoperto che si fanno pagare i fotografi, questa mi è costata un occhio della testa, quindi la ripropongo, il sole che incorona il nuraghe Longu, che vedremo domani. Oggi al tramonto sul nuraghe Sparas, domani sul nuraghe Longu, e diremo qualcosa probabilmente lì sul posto.
Domani, per chi volesse, quindi andremo all'alba a vedere questa meraviglia. Qualcuno mi ha detto, dice, ma è obbligatorio all'alba. Ma che domanda è? Ma vieni qui a vedere qualcosa di unico al mondo, una volta nella vita ti alzi alle 5:30 e vieni a vedere questa meraviglia. E, correggimi Mauro se dico una cosa inesatta, oggi c'è anche la luna piena, abbiamo questa fortunata coincidenza, quindi subito dopo che tramonta il sole sul Lunaris Paras, sbucherà la luna solstiziale dal più o meno L'unistizio maggiore. l'unistizio maggiore anche quello se fossimo come? in realtà l'unistizio maggiore è meridionale oggi. Quindi Siamo anche organizzati. quello, ma no. Ceniamo mezz'ora dopo e vediamo il sorgere della luna. Purtroppo, e questo è un dramma per me, proprio nella zona dove ci sono le paleoliche. È un peccato. Io parlai a suo tempo con i colleghi della valutazione di impatto ambientale e mi dissero: ma nessuno sa nulla, se non ce le dite queste cose noi che ne sappiamo? Lì c'è un costone roccioso, noi non abbiamo, questo in tempi non sospetti, quindi quando ancora non era così liberalizzato come oggi, noi abbiamo sparato, c'è nessuno, per noi non c'è niente in quel costone roccioso. Domani invece la serata è dedicata interamente al trattato CRAIS sulle launeddas. Cosa c'entra? Qualcuno dice: ma cosa c'entra? Perché avete messo assieme? E invece c'entra moltissimo anche qui. Questo in genere cito libri che ho letto, questo sarà il prossimo, di un archeologo britannico che si chiama Stephen Mitten e si intitola Il canto degli antenati, deve essere bellissimo. Parte da un assunto, dice: la propensione a fare musica è uno dei più misteriosi, affascinanti e allo stesso tempo trascurati tratti distintivi del genere umano. La letteratura scientifica infatti ha storicamente sottovalutato questo campo di studio, definendo la musica non come un adattamento selettivo ma come una tecnologia. E quindi questo archeologo nel canto degli antenati, ripeto, ho letto semplicemente l'introduzione, ci dice che la musica è parte dell'umanità e io lo trovo bellissimo. Quindi qualcuno pensa che a un bel giorno l'uomo ha scoperto il flauto della Medas, invece la musica fa parte un po' dell'uomo come il linguaggio. Parleranno, oltre a Dante Orianas, che abbiamo già nominato, oltre al professor Bandino e al professor Lahner, avremo Antonio Lai, che è un etnomusicologo che insegna, tiene dei corsi monografici alla Università Paris 8, compositore e musicologo. Pensate che in Francia si tengono dei corsi monografici sulle launeddas. A Parigi. Cosa ho detto? In Parigi. E la storica Eva Garau. Ci pensavo, qualcuno potrebbe dire: ma caspita, un bel convegno di archeologia, non c'è neanche un archeologo. Io da anni mi affanno a invitarli tutti, in 30 anni l'unico che io ricordi, una quindicina d'anni fa, poi ha preso un percorso suo. Non demordiamo e continuiamo a invitarli. Solo e poi davvero do la parola a persone, la trovo troppo bella. È una frase dello studioso, del professore di storia e filosofia, che restituisce, secondo me, io la trovo stupenda, l'immagine più suggestiva della Sardegna. E dice Vannoni alla conclusione di questo libro, Religione e spiritualità della Sardegna nuragica, che la Sardegna non è un'isola costellata di fortezze, di guerrieri eccetera, ma la chiama proprio un mondo spirituale di suggestiva complessità e bellezza, caratterizzato nella prima fase da migliaia di torri simboliche collegate secondo allineamenti astrali, finalizzate a trasformare l'isola in un'immagine vivente dell'universo. Io la trovo stupenda e questa immagine vivente dell'universo non deve essere deturpata dalle paleoliche. Questo paesaggio è sacro, quindi abbiamo un compito di salvaguardia. Io ho terminato, quindi diamo la parola per prima alla professoressa Taramelli, poi seguirà Mauro, il professor Bandino e Franco, che è l'autore del libro, chiude in gran bellezza prima dell'escursione. Grazie a tutti per essere qua. Buon servizio, buona. Insomma, è qua, ok. Allora, questa è una ricostruzione, diciamo, quella che è la tecnologia compositiva strutturale del murale.
intitolato Nuraghi, centro del mondo, perché dice, questo è un centro del mondo, è il titolo che una parola, una frase espressa da Mircea Eliade, lo storico delle religioni, che diciamo che senz'altro entra di pieno diritto in questo lavoro di professor Lahner su Nuraghi, sillabe del cosmo, che giustamente, come ha detto Paolo, si può essere considerato il punto di approdo di una ricerca iniziata all'inizio del 2000, quindi ricerca più che ventennale, iniziata con un libro a cappa d'oro, dove praticamente lui si era occupato e ha cercato di spiegare qual è la tecnologia costruttiva dei nuraghi, però ponendosi un interrogativo, appunto, qual era il pensiero che stava alla base di questa tipologia costruttiva, cioè come mai questo sforzo così monumentale, quale logica, diciamo, la domanda, questa problematica, il professor Lahner la risposta l'ha trovato, credo, in Mircea Eliade, il quale ha più volte nei suoi libri, che hanno avuto come obiettivo quello di porre la questione della condizione del sacro nelle società tradizionali, nelle civiltà tradizionali, cioè nelle civiltà antiche. Infatti in prolusione proprio di uno di questi libri significativi del sacro e profano, spiega come bisogna partire da un presupposto di base, cioè il pensiero della civiltà, dell'uomo delle civiltà antiche è un pensiero simbolico, quindi praticamente che segue una logica simbolica, e vedremo afferente al tema del sacro. Ora, la tematica che viene quindi affrontata in Nuraghi, sillabe del cosmo, è vedere se appunto fino a che punto i nuraghi corrispondono a questa fenomenologia del sacro, così come la intende Mircea Eliade, e direi che in un certo senso è un'operazione completamente sia riuscita, nel senso che è convincente al massimo. Allora, parto dal presupposto di spiegare che cosa intende Mircea Eliade come mette a punto il discorso del sistema del centro. Cioè, dico che Nuraghi centro del mondo parte dal presupposto di questa idea di Mircea Eliade del sistema del centro. Allora, il punto di partenza è l'idea che lo spazio per l'uomo delle civiltà antiche è qualcosa di amorfo, di indifferenziato. Inizialmente l'origine è così. A un certo punto diciamo, c'è questa ierofania, cioè l'irruzione del sacro, che all'improvviso rompe questa omogeneità, questa uniformità, e crea questa rottura, una rottura di livello sia verso l'alto che verso il basso. Si crea un movimento verso il cielo e verso gli inferi, diciamo. Questo, così facendo, si viene come a creare una sorta di centro in questo spazio differenziato, che viene in qualche modo attraversato da un asse cosmico che lui chiama Axis Mundi, che in tutte le civiltà antiche, qui farò vedere alcuni esempi, prende forme diverse in nomi diverse. Questa immagine che voi vedete è lo Yugdrasil della mitologia germanica. È un frassino. È un frassino. Come vedete, come viene espresso? Viene un albero vomico, ma se vedete l'esalbero vomico è molto particolare. Le sue radici vanno sottoterra fino in una zona non definita, poi la zona terra è definita da una forma circolare, da un cerchio,
E poi c'è questa la chioma, in un certo senso, che rappresenta la volta cosmica. E questa è una delle, diciamo, immagini più antiche appunto di questa Axis Mundi. Questa invece è l'immagine dell'Axis Mundi come montagna cosmica, e qui entriamo nelle civiltà orientali. Questa è una rappresentazione del Monte Mero, Monte Sacro, montagna cosmica, montagna sacrissima delle civiltà dell'Oriente. Ma un'altra tematica, sempre dell'asse cosmico, è la famosa scala elicoidale, che troviamo nel pensiero biblico, il famoso sogno di Giove, che sogna una scala dove transitavano gli angeli. Quindi andiamo sulle costruzioni che abbiamo sui monumenti. In questa anche la seconda è la famosa Ziggurat di Babilonia, che addirittura era costruita, come diceva Scegliete, sulle le acque primigenie. E come vedete qui l'immagine una è a pianta quadrata, un edificio a forma di pianta quadrata, però come vedete con tutti questi gradoni, queste 7 scale che rappresentano le 7 cieli planetari. Qui c'è già chiaramente evidentissimo qui il rapporto cielo e sulla cima c'era un tempio. Una bellissima ricostruzione di questo della Ziggurat di Babilonia è a Berlino, e al Museo di Bergamo, che adesso è ristrutturazione. Ma c'è anche un'altra Axis Mundi. In questo caso è la Tolos, una Tolos. Esattamente qui che la vedete, anzi resti di una Tolos, che è praticamente che adesso è inserita all'interno di un tempio greco, il tempio di Atena, Pronaia, e si trova in quello che è stato considerato nell'antichità il centro dei centri del mondo, cioè il tempio di Delfi. Viene considerato così perché si racconta che Zeus, volendo trovare un uomo per il centro del mondo, mandò degli aquili. Uno di questi aquili trovò l'Onfalos, quindi questo ombelico del mondo, proprio a Delfi, e lì fu costruito il tempio. Il che è tutta chiaramente una favola dei greci, perché questo tempio di Delfi è molto molto più antico, non è dedicato ad Apollo, ma prima nasce come era dedicato a Gea. Quindi ha una storia dedicata a Gea, quindi una storia molto più antica, ed è poi connessa al discorso della Galizia. Ma questo è un altro discorso. Allora, qui vediamo che l'Axis Mundi qui è rappresentato da un cerchio, in questo caso, attraversato appunto da questo asse cosmico. E direi che questo strano edificio a Tolos, di cui tra l'altro non si è ancora capito quale fosse la funzione di questo tempietto a Tolos inserito poi nel tempio greco, direi che può essere il punto di partenza per arrivare all'Urale, che possiamo assolutamente inserire in questa genealogia di centri del mondo. Il professore, infatti, il professor Lanner, nel suo libro, ha evidenziato proprio questa questione. Il Urale è di forma circolare e di sicuro sottende un centro. Questo centro, lui lo vede appunto, è rappresentato attraversato appunto da questo famoso asse cosmico che è il cielo, rappresenta il cielo, la terra e gli inferi. Però questi 3 livelli non sono puramente ideali, vengono materializzati nella pietra stessa. Cioè quella è la cosa affascinante che ci porta del pensiero di Lanner, è che in realtà l'Urale materializza sia il sacro, permettendogli di manifestarsi attraverso questi 3 livelli che esistono materialmente, vengono costruiti. Allora, cominciamo dalla famosa cupola Tolos, la quale, al di là della sua incredibile
abilità costruttiva, presenta questo elemento assolutamente importante del famoso foro apicale, che è aperto e anche se gli archeologi continuano a chiuderlo, senza capire in questo modo che stanno distruggendo, però non ne tengono conto, dell'elemento simbolico fondamentale della Tolos, per cui questo foro, questa apertura che Mircea Eliade chiama l'occhio della cupola, in realtà è un simbolo di rottura di livello dal piano terrestre a quello celeste. Cioè, in realtà, oltre a materializzare questi 3 livelli, il nuraghe ti dà anche qualcosa in più, ti dimostra che per passare da un livello a un altro c'è come, è sempre costruito materialmente, delle cose che tu devi realizzare. C'è come un percorso, secondo me, iniziatico, quasi visualizzato, materializzato nella pietra. Ora, riguarda l'esempio le scale o il movimento, questa ad esempio è una scala che ha movimento elicoidale. Ora, se pensiamo, vi ho fatto vedere prima l'immagine della scala di Giove, il quale ha questo movimento spiraliforme. La spiralità è praticamente implica un discorso di questo rotazione che è un po' come un labirinto che si districa nello spazio, e quindi implica che cosa? Salendo le scale tu cambi livello, passi da un livello a un altro, quindi, e queste le scale che hanno questo aumento elicoidale, le scale di nuragine, ti implicano proprio questo passaggio. E poi esiste l'ultimo livello, quello degli inferi. Ora, che la parola inferi secondo me non è assolutamente corretta, perché io preferisco usare una parola che compare nella teogonia di Esiodo, il quale fra l'altro non ha fatto altro che mettere per iscritto questo problema dei 3 livelli, oppure della creazione del mondo secondo questi 3 livelli, che erano antichissimi. E infatti Esiodo dice che l'inizio era il caos, poi dal caos poi viene la terra, Gea, dal solito piede che permette all'uomo finalmente di dargli una stabilità, e poi questa Egea crea il cielo, Urano. Allora, caos è praticamente, che cos'è? Non è il senso di disordine, non va tradotto come non traduciamo noi letteralmente. Caos è una parola che ha un'etimologia greca, casco, che vuol dire bocca, voragine, abisso. L'idea è quella che quindi all'inizio, secondo, esisteva questa voragine, questo buco nero, se volete, e su quello poi si è costruita, è venuta poi la terra, che invece è la solidità ed è anche l'orientamento e anche il radicamento, e poi da questa il cielo. Quindi questa dimensione infera, direi che in un certo senso è rappresentata sia anche dai puzzi, che sono quelli, soprattutto quelli che troviamo nei nuraghi, che scendono e non si sa dove spariscono. Oggi ad esempio c'è tutto discettato al nuraghe Orrovì, Rubio, c'è tutto questo discorso che c'è questa specie di che non si capisce bene, di pozzo con l'acqua che hanno cominciato a scavare, che non si sa dove finisce, e poi comunque questa dimensione, fra l'altro, di queste voragini abissali erano già anche presenti nelle caverne, nelle sacre, dove si producevano riti sacri, e che senz'altro sono in qualche modo il progenitore di queste parti sotterranee che troviamo nei nuraghi. Un elemento che infatti mi ha colpito del libro del professor Langer è che lui parla che accanto a alcuni nuraghi, accanto alla porta che introduce quella cella con la Tolos, esistono delle porte laterali che portano in vani sotterranei. Ora tutto ha una ragione, un motivo, e non soltanto secondo me simbolico ma anche culturale nei nuraghi,
E a che conducono queste porte? Questa è poi una risposta a cui cercherò, insomma, non dico, io farò una proposta di lettura, facendo una relazione con quello che si trova, guarda caso, nei palazzi minoici. Ora, i palazzi minoici li prendiamo come li consideriamo dei templi, cioè anche se sono completamente diversi, comunque sottendono la stessa cosa, una dimensione sacra e una dimensione sotterranea. Anzi, visto che ci sono, partirò subito da questa, ecco, i famosi bacini. Allora, nella parte più estrema, ad esempio, del palazzo di Minosse, c'è questa specie di costruzione che si chiama bacino lustrale, ed è una costruzione sotterranea, perché che si ritrova anche in parecchi altri templi, per esempio quello ed ha una cosa particolare. Come vedete, ci sono delle scale, e qui uno studioso ha dimostrato che c'è l'inizio, la sua forma è quella del labirinto, labirintica. Comunque questi, diciamo, bacini lustrali, questi aditi sotterranei, si trova anche nel tempio di Festo, ma quale fosse la loro funzione ci viene raccontata, guarda caso, da un tempio che è stato quello di Aglutiria a Santorini, e soprattutto che c'è uno di questi edifici che si chiama Tempio Terzo, dove abbiamo uno stupendo affresco che presenta una dea edessa, una sacerdotessa in trono, e con una scimmia e che le sta facendo una sorta di violenza. Tutto questo sta facendo una sorta di... che gli rende omaggio. È un grifone alle spalle. Questa scena si svolge in un ambiente particolare. Intorno a questa figura ci sono delle fanciulle, aspettate, vediamo prima, ecco, sì. Si svolge delle fanciulle le quali raccolgono dei fiori di zafferano e li mettono nelle ceste. Poi questi fiori di zafferano sono un po' sparsi in tutto questo affresco. Ora, lo zafferano rientrava in tutte le cerimonie di iniziazione. Lo zafferano sono le iniziazioni femminili. E quindi praticamente vediamo legato l'elemento dell'abito sotterraneo con una scena di iniziazione femminile, e in più addirittura in questo affresco c'è, per riprodotto, qui vedete, una specie di avvolgimento di roccia che praticamente sta a richiamare le caverne cretesi, dove prima della costruzione dei templi venivano fatti i riti di iniziazione. Ora, diciamo che che me chiamare in causa, ho chiamato in causa diciamo, questa creta, è perché in realtà nell'ambito del Neolitico e successivamente, diciamo, non c'è proprio una religione, una poesia, comunque c'è una poesia cultuale religiosa precisa a tutte le civiltà del Mediterraneo. Quindi abbiamo delle costanti, cioè il discorso dell'abito sotterraneo come luogo di iniziazione e delle caverne che erano luogo di iniziazione, li troviamo in tutte le civiltà del Mediterraneo. Le troviamo a Creta, le troviamo a Malta, le troviamo in Sardegna. Fra l'altro contemporanea al sorgere di certe civiltà, tipo, se uno pensa alla civiltà di Azieri, è nata sulla scoperta della famosa grotta di San Michele, dove sono stati ritrovati i primi reperti archeologici di questa civiltà, ma la civiltà di Azieri è quella che poi ha dato il via a tutte le locus degli anni assai più interessanti, quelle decorate, eccetera, eccetera. Quindi questa è la tematica e diremo, se andiamo poi nella cultura greca, il problema di questi grotti iniziati che sono, le troviamo legate poi a personaggi della mitologia, tipo la grotta di Sofronio, cioè in continuazione. Quindi questa tematica direi che
è abbastanza importante perché ci porta a un discorso che in qualche modo non ho visto affrontato nel libro del professor Landi, cioè la questione della destinazione di queste architetture. Sono sacre, materializzano il sacro nella pietra, i 3 livelli cosmici, e siamo completamente d'accordo, ma a questo punto uno si chiede di fronte a qual era la destinazione di queste architetture sacre. Ora, in parte, diciamo, secondo me, anche l'archeologia ha dato delle risposte. Cominciamo dalla parte trascendente, dalla parte uranica. Cioè, da tempo, diremmo, anche proprio questo diamo iato al Bisnonno, è stato il primo con estrema coscienza a dire che, avendo ritrovato sulla sommità delle torri degli elementi, anche delle pietre, delle cose di un carattere particolare, che non erano quelle di costruzione, ma evidentemente facevano parte, corrispondevano a dei templi che erano costruiti sulle sommità, ha pensato che almeno sulla sommità ci svolgesse dei riti sacri, quindi cerimonie. Tra l'altro ci sono stati anche, per esempio, a Sant'Antina, a Torralba, ha trovato anche un becchio, un altare che era chiaramente di riferimento, e poi quei materiali di costruzione che erano di carattere religioso erano quelli che aveva trovato nei edifici religiosi, i famosi pozzi sacri, che almeno quelli in Sardegna sono stati considerati sacrali. Ora, per esempio questo il discorso. Ora veniamo alla parte poi, questa è la parte oraria, quindi si può dire che una destinazione culturale c'era senz'altro. Questa, chi ha sostenuto, e anche se il professor Lari so che non era d'accordo, anche questa dimensione, che è stato il professor Pittau che senz'altro, che a suo parere, una parte dei nuraghi era adibito a riti di incubazione, cioè senz'altro la pratica dell'incubazione era senz'altro superiore ai nuraghi, anche perché qui abbiamo una fonte storica, la famosa di Aristotele, che sostiene, appunto, che scrive nella fisica che i nuraghi avevano l'abitudine, i sardi veramente, avevano l'abitudine di dormire presso la tomba degli eroi. Lì c'è stata tutta una discussione per gli archeologi all'inizio questa incubazione, cioè dormire presso le tombe degli eroi, fu pensato che erano le tombe dei giganti. Poi il professor Pallottino dimostrò che, siccome erano tombe collettive, ora eroi divinizzati in tombe collettive non ci potevano essere, e quindi si è spostata la tesi sul fatto che queste pratiche di incubazione, anche per ragioni etimologiche, si potevano svolgere nei nuraghi. Per il professor Pittau c'erano sia queste feritoie, queste erano le feritoie che erano a barumini, erano praticamente delle avventure diciamo dei fori oracolari, diciamoli così, nel senso che da una parte all'interno c'erano sacerdotesse, molto probabilmente, dall'altra parte c'era il questuante, o quello che veniva a interrogare la sacerdotessa, o per risponsi oracolari o per vaticini, cioè anche per, diciamo, l'occupazione comprendeva l'oneromanzia, i vaticini e poi le guarigioni, cioè ragione per lì. Ora, io non lo so, però senz'altro, siccome questa incubazione è una delle pratiche più antiche, sembra sia nata in Vicino Oriente, ma non si è mai stabilito dove e quando, ma si diffonde in tutte le civiltà. In una delle civiltà che precedono, questa è una civiltà neolitica che precede quella
chiaramente nuragica, e la civiltà maltese. E nei templi maltesi sono tutti gli archeologi, fin da Evans, il primo che li ha scavati, si sono rinvenuti questi fori, che appunto sono stati di fori regolari, anche questi costruiti, inseriti all'interno tra la muratura esterna e queste camere circolari. Addirittura a Menagra ce ne sono addirittura due, una con un vano interno a questa camera oracolare. Quindi in certo senso direi che ritrovare queste somiglianze, queste analogie, secondo me sono una cosa che dà da riflettere. Perché è evidente che certi culti, certe pratiche, se pensiamo poi a quanto la pratica di incubazione sia arrivata addirittura ai greci, che l'hanno istituzionalizzati in templi, con sacerdoti e con tutta una ritualità, e addirittura i tempi di Esculapi durante l'età classica saranno 3, cioè per dire l'importanza di cui ovviamente ancora si pensava, cioè che certe le malattie oppure tutta una cosa, e soprattutto in cui ancora l'uomo sognava. Allora la dimensione del sogno, la dimensione dell'era molto più importante di quello che era per noi moderni, che abbiamo abbandonato. Cioè la relazione con il soprannaturale attraverso il sogno era abbastanza, cioè era importantissima. Allora, questo è semplicemente questo un po' il mio intervento, nel senso che senz'altro condivido la lettura e l'interpretazione mircelidiana del professor Langer, però direi che qui una questione anche importante per definire i nuraghi è capire qual era la loro destinazione cultuale, perché secondo me o rituale. E una cosa certa, è la cosa più difficile, perché non ci rimangono tracce. Le tracce possono essere reperti di statuine, cose che ci possono dire, però chiaramente è difficile venirne a capo. Grazie. Ha colpito, questo sono archetipi, queste immagini, tra l'altro c'era anche il motivo corniforme nella porta, e poi mi ha colpito un tuo passaggio sull'uso dello zafferano, di cui faccio largo uso in cucina, Guarda che ti inizia. Allora diamo la parola a Mauro Zedda, quindi su questo aspetto ti do uno spunto, qualcosa, insomma uno spunto. Me l'ha già dato lei. Te l'ha già dato, te ne do un altro io. Un po' da Franco, insomma, ritiene in questo libro che l'orientamento astronomico sia in qualche modo una conseguenza della geometria. Contrario, della geometria di origini l'orientamento astronomico. Un'altra scuola di pensiero invece ritiene il contrario, cioè che la geometria sia figlia di quello astronomico. Quindi hai 2 spunti e 20 minuti. Sì. Allora, grazie a tutti i presenti, quelli noti anche molte persone facce nuove. Volevo dire una cosa su quanto detto Emily. In pratica, quando mi telefonò qualche settimana fa, leggeva il libro del professor Pitao, e quindi completo il suo discorso su una cosa. Noi abbiamo l'ecumbesias, no? Che mi faceva notare giustamente anche Pitao, cioè è una parola che deriva dall'incubazione, cioè in pratica anche il termine dei santuari cristiani in cui i sardi andavano a fare le novene eccetera, e poi su cui ha scritto Clara Gallini quando insegnava l'allieva di De Martino, quando insegnava con Cagliari, cioè l'ecumbesias sono proprio anche nella parola stessa una continuità dei riti antichi dell'incubazione che si facevano in epoca nuragica, poi in epoca punica e in epoca romana. Per completare il suo discorso, cioè i nuragici, probabilmente i nuraghi grandi, era uno dei riti, era proprio quello dell'incubazione, che prevede anche dei pasti ovviamente, oltre ad altre cose. E quindi il discorso di Enri che abbiamo sviluppato, ma su cui Pitao qua ha anche discorso altre volte. Veniamo al libro. Io ho fatto i miei studi nel 90, prima volta che ho presentato il mio primo libro nel 92 a Isidi,
non eravamo qua, ma eravamo al Cinema Santa Cruz. E ho studiato gli orientamenti astronomici della Valle di Isili. E poi vidi anche subito che c'erano altri allineamenti su altre zone della Sardegna, che nel libro ho accennato come indizi, però Isili poi completai il censimento e definì che diciamo, la disposizione dei nuraghi era astronomica. Nel frattempo, il professor Lanner, autore di questo saggio che è in vendita a metà prezzo, oggi sarà venduto solo a 10 euro, nel frattempo lui studiava con i suoi allievi il sistema costruttivo. Però Lanner non lo studiava come, anzi no, prima che mi dimentichi, voglio ringraziare i fratelli Ollano, perché magari mi dimentico, perché sono due uomini coraggiosi che stanno facendo che stanno facendo un investimento turistico e culturale sul nostro territorio. Claudio è venuto anche altre volte a sentire queste cose e quindi li ringrazio che sono qua presenti. Hanno una struttura alberghiera, alberghiera possiamo chiamarla, sì. Sì, fanno turismo e fanno anche cultura, cioè stanno costruendo sperimentazione archeologica per fare un nurario. E quindi li ringrazio per essere presenti e sono tra i pochi ristoratori che sono venuti a sentire i miei convegni, perché invece se fossero stati più pochi non voglio fare polemica. Quindi li ringrazio per essere presenti e veramente sono eroici perché stanno investendo grosse risorse per creare posti di lavoro nel nostro territorio. Potevano benissimamente uno dei fratelli ha una grossa azienda nel Veneto, poteva starsene lì, andarsi in vacanza nel Maldive come fanno tanti, pensare alle sue cose e fregarsene dalla Sardegna. Invece loro sono talmente innamorati della Sardegna e del Saccidano e del loro paese Gergei che stanno investendo veramente la loro vita per creare qualcosa di bello. E quindi dovevo ringraziare prima che mi dimenticassi nei meandri della disciplina. Allora, torniamo all'anno. Mentre io studiavo i nuraghi di Isili, dal punto di vista topografico e quindi astronomico, Franco Lanner studiava il sistema costruttivo. E Franco Lanner non è un semplice ingegnere, dicevo, è un architetto. Cioè, per Franco, quando si è messo il problema come si è costruito un nurario, lui non è che ha pensato subito come lo costruisco, ma ha detto qual è la mente che l'ha costruito, cioè in pratica fa un'operazione in più. Infatti quando nel suo primo saggio, che fu pubblicato a Saragozza in un convegno internazionale di scienza delle costruzioni, che è curato da Benvenuto, no? Che è uno dei leader europei sui sistemi costruttivi, Franco portò i nuraghi della Sardegna in questo convegno a Saragozza, poi pubblicato a Ginevra, no? Mi sembra. E parlò dei nuraghi. E Franco da architetto, quindi non da ingegnere, ha detto ma qual è la mente che albergava? E quindi, forse anche per altro, già conosceva Merceriade, no, su cui questo libro diciamo, è come se fosse un allievo di Merceriade che prova a spiegare come Merceriade possa essere letto, ma lo spiegherà lui bene. Cioè in pratica già in quel primo saggio metteva i nuraghi secondo uno storico delle religioni, Merceriade, cioè cercava di capire la mente che li ha costruiti piuttosto che pensare subito a come. Quindi le due cose non devono essere slegate. E citò un mio studio, il mio primo studio lo citò Leonardo, perché Franco aveva capito che, il primo che l'ha capito, anche prima del sottoscritto, devo essere sincero, perché mentre io ho rilevato topograficamente gli allineamenti, Franco attraverso Merceriade capì il senso di quegli allineamenti, cioè nel senso che gli allineamenti erano finalizzati a cosmizzare il territorio secondo coordinate spazio-temporali. Cioè nel senso che il tempo e lo spazio sono le due cose che gli esseri umani, quando hanno coscienza di sé e cercano di spiegarsi il mondo, no? Quindi dai primi ominidi sino alla fisica moderna, il tempo e lo spazio sono
concetti fondamentali su cui ragionare per capire l'universo in cui siamo messi. Ma questo lavoro non è cominciato con Einstein o con Newton, con Galileo. Questo laborio mentale è probabilmente deriva dal Paleolitico, cioè forse molto prima che gli esseri umani cominciarono a erigere, diciamo, monumenti proprio per cosmizzare il tempo e lo spazio, no? Cioè nel senso del tempo, nel senso collegando il monumento con stazioni astronomiche, e lo spazio cercando di capire come diceva anche De Martino, il famoso campanile di Morcellana, no? Marcellinaria, che diventa un riferimento spaziale. Se noi provassimo a capire le chiese senza conoscere il cristianesimo, sarebbe difficilissimo capire le chiese, e quindi il tentativo di capire i nuraghi senza conoscere la spiritualità del popolo che li ha costruiti è quasi impossibile. Oggi si laurea in archeologia senza fare un esame in storia delle religioni. Cioè, come si fa? Come si fa un archeologo a laurearsi in archeologia senza fare un solo esame di storia delle religioni? Cioè, come fai tu a non immergerti nel mondo spirituale del popolo, almeno per cifra totale europea, del popolo che stai studiando? I nuraghi sono dentro, e però dentro il megalitismo europeo. Cioè noi abbiamo, Paolo Ferreira Estonè, il megalitismo europeo. Non si sente come? No, ti mangia troppo. Mi mangio le parole. Allora, i nuraghi fanno parte del fenomeno megalitico europeo, e quindi diciamo che vanno dall'Inghilterra, dalla Bretagna, dalla Scozia al Portogallo, alla Sardegna, anche in Puglia, anche se il centro, il cuore di questo megalitismo è sicuramente la Francia, la Spagna e la Bretagna. Però la Sardegna è stata completamente, diciamo, e anche Malta, è stata completamente investita, anche se la Sardegna potrebbe esserci anche delle sfumature orientali, cioè nel senso, quindi Creta, Malta, Egitto, cioè quindi è una via di mezzo fra i due mondi. E quindi Franco in questo libro sintetizza, cioè che già nel primo lavoro fece questo accoppiamento, diciamo, del pensiero di Merceriale, cercando di capire i nuraghi, e in questo libro lo definisce, cioè, poi ce lo dirà lui. Un'altra cosa che volevo dirvi, poi alle 7:30, 8:15 stacchiamo, andiamo a vedere il tramonto. Poi per chi volesse, se questa sera non può venire, me lo dice, gli do l'appuntamento per domani mattina. E c'è una persona che fa yoga, e quindi domani mattina, se c'è qualcuno amante dello yoga, potrebbe anche all'alba fare yoga la mattina. Quindi saremo una parte che guardano i sorgere del tramonto del sole, una parte che se vogliono fanno yoga con una insegnante. E io concludo. No, a te devo rispondere, no? A te no. No, facciamo un intermezzo di Laurendas prima di... No, allora, la parola al professor Bannino, allora, prego. Avete ascoltato parole illuminanti, vi sono stati dati dei doni di ricchezza storica, archeologica, simbolica. Avete visto immagini, come dei segni diventano simboli, come un loro linguaggio dica di se stessi e allo stesso tempo vi parla d'altro, rimanda ad altro. Questa ricchezza porta a comprendere il valore della parola sacra. Queste sillabe, nuraghi, titolo, sillabe. Che cos'è una sillaba? È l'unità minima distintiva che compone la parola, che fa discorso, che si traduce in racconto. È la magia. Com'è
che il raga sono sillabe di un discorso ben più vasto che è il cosmo. E qual è questa parentela tra le sillabe, eloquenti per se stesse, e la relazione che hanno col cosmo? Vorrei trasmettervi dei sentimenti, perché io sono analfabeta in archeologia. Ho letto il libro di Lahner e ho avuto suggestioni e ve le voglio comunicare. Che cos'è questo tremendo del sacro? S'assusto, si spanto. È l'esperienza del divino che ci blocca in un timor dei, direbbero i cattolici, che è anche timore e tremore. E assieme a questo timore c'è una forza contraria, seduttiva, affascinante. Tremendum et fascinans, attrattivo. Perturbante è la parola che usa Freud per dire di qualcosa che era un tempo familiare ed estraneo. Familiare perché tu lo riconosci, è estraneo perché dice qualcosa che non è definibile, che non è riconoscibile, che non è spiegabile, che ti rimanda ad altro. E questa lettura affascinante del libro di Lahner mi ha portato ad una mia esperienza, ad un tentativo di entratura nella dimensione sacra. Dopo aver letto il libro e averlo presentato ad Oschi, sono stato a Romanzese, il mio paese, e ho fatto un percorso nelle cerchio dello stregone che c'è all'entratura a sinistra. Ho lasciato il profano del discorso comune con i miei compaesani e, come dire, ho cercato un momento di raccoglimento. Raccoglimento vuol dire come un prepararsi ad una iniziazione. E ho iniziato questo percorso labirintico, mormorando forse qualche preghiera, parole vane, superflue, inventando forse poesia, preso da incantamento, andando verso il centro, e offrire in quel momento totalizzante, offrire doni a quali dei e quale ascolto di parola sacra, quali sentimenti. E sono uscito. È un percorso esistenziale di esperienza del sacro che appartiene a ciascuno di noi. E ho proseguito per fare offerte a quei tempietti a Megaro, i romanzesi. E poi sono sceso al posto sacro e ho incontrato la sacerdotessa, a cui ho dato doni e ho ricevuto sicurezza. E poi mi sono abbandonato alle acque lustrali per sentire nella carne, nel corpo, il tatto è il più erotico dei sensi. E il tatto è il corpo intero, il piede, il passo, e le abluzioni,
e l'immersione battesimale, chiedendo grazie. Fare esperienza del sacro nella nostra società raziocinante ci sembra difficile, ma se noi ci abbandoniamo, poc'anzi ascoltavo le Launeggers e all'inizio ne ho ascoltato tante. Mi ricordo anche di qualche azzardo mio a parlarne a Villa Puzzo 20 anni fa di Launeggers. E però poi, entrando nel cuore, nella luce e nell'ombra del canto, di quel suono meraviglioso, ho cominciato a sentire un sentimento del sacro. Ho vissuto quella processione del primo canto. Quella processione vuol dire procedere pregando, che è il contrario della sfilata. Della sfilata ostentata, narcisistica. Nessun narcisismo, perché tu sei nell'umiltà della preghiera, del cammino che è procedura di ricchezza interiore. E poi ho sentito il ritmo del ballo. Quel ballo è un ballo sacro. Il ballo è nato come ballo sacro, come offerta agli dei. È nostra la concezione del divertimento. Osservate quel ballo torturino di Oliena, di soli uomini, senza musica. La musica è il battito dei piedi, è il gioco di schiena, il linguaggio puro del corpo. È sacro. È degli dei. È la maschera di Atana dopo il processo di iniziazione attraverso il vestimento, la vestimenta attraverso è il diventare Dio, animale Dio, suo. La vestizione è il processo di iniziazione. Lentamente quel corpo, nel momento in cui la maschera cala sul volto, c'è la perdita di identità, tu non sei più un uomo, sei un animale Dio. È un processo di metamorfosi. Non è maschera che ti metti sul volto e poi la togli in un gioco di camuffamento, tu perdi la tua humanitas. C'è un processo di indiarsi. L'Aner tocca questi aspetti in questa parentela razionale e sentimentale ad un tempo con Eliade, con questa storia di religio, legare per trovare un centro. L'uomo è gettato nel momento della nascita sulla terra, gettato nel mondo. Quel bambino è gettato nel mondo, chi lo accoglie? Se nessuno lo accoglie, che è di lui? Quest'uomo gettato nel mondo inizia a misurare lo spazio col piede e col passo, a circoscrivere una spazialità che si ponga gradualmente come centro della sua esistenza, della sua sicurezza di esistere. E così comincia a dominare lo spazio familiare come inizio di centro. E questa centralità se la conquista, perché senza centro non c'è possibilità di vita. E per costruirsi un centro è costruirsi non solo una motivazione esistenziale, ma avviare un'elaborazione di sentimenti, di ragioni del suo esistere, perché prima nascono i sentimenti e poi nascono i concetti. Noi siamo abituati ad aggredire le cose con i nostri concetti, ma i concetti sono fatti mentali, i concetti sono freddi.
La conoscenza più profonda è quella emotiva. La mamma conosce i figli per emozioni più dello psicologo. Sono fonte di conoscenza profonda le emozioni. Quel centro. Chi c'è al centro del ballo? Me lo chiedo sempre. Ci sarà qualche vittima sacrificale? Perché i ballerini si staccano e anche il sombrinco, vacche sombrinco, fare il salto. Quale salto? Cosa vuol dire fare il salto? Saltare una spazialità conformata. Quale salto? Verso quale? Spazio centrale. Arrivano al centro del ballo, forse vittime sacrificate a se stesse, simbolicamente, e tornano a chiudere il cerchio del ballo. E quando lo spazio del ballo non è più dominabile, e se ne accorgono i ballerini che quello spazio non è più dominabile, il ballo si scinde in due cerchi concentrici. E come io lo ricordo nell'infanzia, nella festa del miracolo, abiti al massimo dell'esplosione festiva, quando il sacro domina totalmente la piazza, 3 cerchi concentrici. Stessa resta vera. Allora dico, sono i 3 cerchi concentrici del pianto rituale. Il cerchio dei familiari più stretti, il cerchio della parentela, il cerchio degli amici e dei parenti più lontani e del vicinato, e al centro c'è quella vittima sacrificale della vita, il defunto. Al centro, garantito da 3 cerchi concentrici. Ecco allora questa insistenza di Lahner su questa dimensione aerea, il cielo, la terra, l'ave, sentivo, mi faceva pensare questo rifiutare il termine inferi, ma io lo uso in senso metrico ed esistenziale, inferi, infimus, come dimensione di esperienza degli itinerari sotterranei e l'esperienza sacra della spelonca, sotto terra, sotto terra. Cos'è questa architettura in senso etimologico di arco e tettura? Arco e tettura, e io dentro. Al sicuro, confortato, ho trovato il mio centro e poi esco a situarmi. Io ho bisogno di situarmi in una spazialità che devo dominare simbolicamente, e poi sollevo lo sguardo ed eccolo. Il cerchio del cielo, la volta celeste, dove volge. Com'è che questo piccolo cosmo comunica col grande cosmo e ne è profondamente interrelato? Qual è questo sentimento del cosmo, questo rapporto col sole, questo rapporto con le costellazioni, questo rapporto con l'immensità del cosmo? Questa parentela profonda ci dice che noi stessi, quando troviamo il centro, siamo cosmo. Allora, provate ad entrare in un lago da soli e superate quella soglia.
toccate quella pietra e curvatevi a guardare la terra per sollevare poi lo sguardo verso il cielo e ascoltare il sacro. È l'ascolto il senso più profondo dopo il tatto, non la vista che è inflazionata, ascoltare il silenzio è il linguaggio del sacro. Percorretela quella scala a spirale, perché la spirale è un cerchio ascensionale. Dove va la spirale? E dove andrà quel labirinto intimo? Qual è il percorso della spirale verso il cielo? Senza più possibilità di fare cerchio, questa crisi esistenziale dell'uomo nella spirale. Cerchio in movimento, che garantisce quel tanto dell'essere cerchio e però senza chiudersi, esposto al linguaggio e alla comunicazione col cosmo, tremendo e fascinante. Ecco, io voglio invitarvi a leggere questo libro, però abbandonandovi. Non credete troppo nel razionalismo, nella ragione delle cose, nel darvi ragione di tutto, perché voi vi date ragione della vita. Cerchiamo di darcene ragione. Ma è impossibile chiudersi in cerchio della spirale. Siamo gettati nel mondo, siamo nella dimensione del sacro. Allora il punto estremo è essere asse di 3 livelli: siderea, terrestre e nella profondità. E qual è la dimensione profonda del tuo inconscio? E che cosa emerge a livello della coscienza? E che cosa sale come preghiera, come canto, come poesia? E questo è il sacro. Il sacro in quel rapporto dell'acqua, del posto, e del rapporto che ha con la luna, e del sole che vedremo, e del rapporto del sorgere e del tramonto. E quali metafore, quali simboli più profondi per capire il sacro. Da quel bambino gettato nel mondo che va al fonte battesimale, dell'immersione nell'acqua, come nella vasca di Romanzesco. Allora recuperiamo questa ricchezza che è in ciascuno di noi. Basta abbandonarsi, come al linguaggio poetico, e farsi prendere dalle sillabe che fanno parole, che fanno poesia. Grazie. Doveva venire 30 anni fa, nel 94. No, non è importante quando sia Importante venuto, sia ma che venuto. sia venuto. Grazie. Mi stanno prendendo per un dio nuragico, ma ora Beh. indizi, abiti quando uno lo vantano dicono abbassa. Vabbè. Hai già
proprietario. Sì. Franco o Laurentas? No, non fai Franco. Franco. È la stessa cosa, Ah, sì. perché oggi Ma le diapositive? sì, Mettiamole, sono belle. ma è un momento per qualcuno. Bandino ci ha ritirato sulla pensione perché dopo 2 o 3 ore, siccome ho insegnato per 60 anni, la vostra attenzione è a 0, quindi non posso infierire, perché la tensione può durare 20 minuti al massimo, poi ognuno va per la tangente. Però dicevo che le launettes, la danza, i nuraghi, è solo la stessa roba, sono il sacro che comincia a inverarsi all'uscita del Neolitico, quando l'uomo diventa stanziale, ha la pancia piena perché ha risolto i problemi materiali, perché ha imparato ad allevare gli animali e la terra, e allora entra prepotente il sacro, la spiritualità. E allora, quando io penso alla danza e penso al nuraghe, il nesso è lo stesso. Quando vedo danzare questo cerchio che si allarga, poi si restringe, sento il respiro del cosmo, e con queste launetas che scandiscono il tempo, che tutto divora e non lo divora mai, e poi continua questa ossessione delle launetas, che interpretano quasi un canto siderale, Sciola voleva tirar fuori dalle pietre la voce, ma è la launetas, questo elemento naturale da cui l'uomo ha saputo trarre il respiro del sacro. E quando si chiude poi questo centro, si apre un'altra figura, si apre la spirale che si avvolge, sembra davanti e poi ritorna e ripete quello il giorno e la notte, ma ripete soprattutto l'anno. Vedete il sole, oggi è arrivato in alto, domani sta 2 o 3 giorni là, è un po' indeciso il solstizio, poi comincia a calare e il giorno dopo cala ancora un po', cala ancora, arriva l'equinozio, è a metà, e arriviamo al solstizio d'inverno, è arrivato il punto più basso, aia, cosa succede? Riprenderà o no? Oggi pensiamo di sì, non abbiamo. Ma allora, bisognava aiutare questo sole che non torna su. Facciamo festa, aiutiamo a rinascere, facciamo fuochi, canti. E la spirale riprende e torna a questo simbolo infinito, questa spirale continua che segna il tempo. Mi scuso perché non si dovrebbero presentare delle diapositive senza commentarle. Se vi incuriosisce qualcosa ditemi. Dico 2 robe che mi interessano, perché dopo vi detto Bandino, io ho difficoltà a definire il sacro, ho grande difficoltà, ed è il problema più grosso, perché il Eliade dice purtroppo abbiamo solo questa parola, ma oggi noi pensiamo sacro sempre alla religione, ai paramenti sacri, alle feste sacre, tutto sto sacro. Ci vorrebbe un'altra parola, ma non c'è. Forse ierofania si avvicina di più a questo concetto, questo manifestarsi dello spirito immanente. E poi questo spirito si interessa di noi o meno, questo è un altro discorso. Però la ierofania probabilmente la senti, la percepisci. Questo è importante. La figura prima, forse, ecco, guardate questa. Quando Bandino dice l'uomo ha bisogno di essere rassicurato, come si rassicura se non provando a ripetere quel che c'è in cielo? Se lui è capace di rifare quello che c'è in cielo e lo rifà in terra, si sente rassicurato. È l'unico modo per potersi rassicurare, ripetere. Allora guardate questa figura, questo stupendo nuraghe. In principio Pitao mi ha detto, se vuoi parlare di nuraghi, sii sempre architetto, non fingi di essere archeologo o altro. Allora osservo la perfezione del trilogo, però una cosa mi rompe le scatole, quell'elemento, questa gobba mi disturba, perché, e credo che Simone, ma anche
Claudio forse ancora di più, una variazione del genere è una rottura di scatola immensa. Devo fare un triangolo perfetto, devo fare quella roba là. Perché lo faccio? Perché? Perché l'orientamento di questo, qui nasce il sole al solstizio, lì tramonta su quella direzione, noi abbiamo il tramonto, il solstizio d'inverno. il solstizio d'inverno, ed è esattamente parallelo a un lato. Girando l'entrata, la posta parallela, quella linea gialla è parallela e passa su quell'elemento giallo, non so se lo vedete, è un bettino. Vai pure avanti, ecco, entra dalla finestrella e va a sbattere su quel bettino. Il sole dà la forza al membro maschile perché rinasca. E allora alle 8 meno 3 minuti, quando questo succede per alcuni secondi, io ho ripetuto un evento straordinario, ho ripetuto quel che succede in cielo, l'ho ripetuto in terra e quindi sono rassicurato. Scusa. Faccio vedere un'altra diapositiva. Questa. Quando ho cominciato a studiare il nuraghe, facendo come se fossi l'assistente alle esercitazioni del professore Eliade, che ha dato la teoria, io ho provato a fare l'assistente e vedere se quel che dicevano lo trovavo nel nuraghe. Non ho mai visto il nuraghe, però Eliade descrive il nuraghe. Pensavo che la vicinanza con Petazzone, altro storico delle religioni italiano, Petazzone gli avesse parlato di nuraghe. Non li conosceva, è assodato. Bene, per poter ragionare su 7, 8 mila, 10 mila o 5 mila, non me ne frega niente quanti siano, ho cercato di schematizzare un nuraghe. È un nuraghe ideale questo. Qualcuno è proprio così, altri, uno non ha la nicchia, un altro non ha la scala ascensionale, un altro non ha le 3 nicchie, ne ha una, ma se mi perdo in quel particolare non ne vado fuori. Ho bisogno di avere il nuraghe. Cosa noto? Noto tutto, c'è dentro tutto un nuraghe, qualche cosa manca. Inutile che parli della presa di posizione del terreno. Prendo possesso della terra, prendo possesso del centro. Ogni nuraghe è un centro. È difficile questo concetto, però quando nella steppa, c'era un film molto bello, Urga, quando si sposa, un ragazzo prende un palo, lo conficca e costruisce la sua tenda intorno a questo palo. Si crea il suo cosmo, quindi è un atto ripetuto in tutte le culture. C'è un centro, ma è il centro, non è un centro, è il centro. Fissato il centro, e qui la scelta del centro è importante. Prima la professoressa ha parlato della montagna sacra. Certo, c'è già un'indicazione del posto. E quando sei in cima a un nuraghe, provate, siete nel centro del mondo. Anche se avete una parete o delle colline, vi sentite il centro. È davvero una sensazione straordinaria. Fissato il centro, ci sono poi, bisogna fondare il nuraghe. Quando io ho fissato un centro e prendo uno delle 4 direzioni, l'alba d'inverno oppure l'alba d'estate, che uno che vive in un terreno sa dove nasce il sole, l'ultimo punto dove va più in basso e dove va più in alto. E i tramonti sono 4 punti. Qualsiasi momento, domani o stasera andiamo a prendere il tramonto. Il tramonto estivo è lì, tramonto del solstizio estivo. Ho il centro e il punto lontano dove c'è il solstizio domani sera. Quando traccio idealmente una retta con col punto del solstizio, ho tracciato anche il solstizio d'inverno. Questa coincidenza, che questi 3 punti, il centro, un qualsiasi centro, con i 2, con il tramonto e con l'alba del solstizio, sono sulla stessa retta. Per 2 punti passa una retta, ma per 3 è solo quella, è impossibile, non è un caso.
Viceversa, se invece vado all'alba del solstizio estivo domattina, vedo quel punto, passo per quello. Ho tracciato 2 rette perfette col sole, perfette. A questo punto, se divido, uno potrebbe contestarmi il fatto che se tratto le bisettrici, ho tracciato il nord e il sud e l'est e l'ovest. Uno dice, ma come facevano? Guardate, rompere un angolo con la bisettrice è uno scherzo, basta la corda, perché l'elemento fondamentale è un palo e una corda. Traccio l'esterno del nuraghe e ho tracciato lo spazio sacro con quello profano. Ho fatto una divisione. Dentro sono nel sacro, fuori di quella riga c'è il profano. E in più ho queste 2 direzioni che sono uguali, perfettamente in sintonia con la geometria del sole e del cielo. A questo punto io ho creato un microcosmo assolutamente con riferimento astrale. Ma c'è di più. Io ho fatto un microcosmo, però i nuraghi, se domani andiamo a vedere o stasera, questi allineamenti hanno diviso non solo lo spazio sacro, con lo stesso criterio hanno diviso il territorio, lo spazio più grande, perché li hanno allineati, divisi, solcati, di qua il sacro e di là il profano. Quindi c'è sempre la stessa ideologia sotto. Adesso, poi, andando nei particolari, ognuno di questi elementi ha un significato importante. Chiedetemene uno qualsiasi. Prima Bandino ha parlato della soglia. Io dico ai fratelli Urani, quando voi avrete messo in opera la soglia, il nuraghe è finito, perché la soglia è l'elemento più difficile, più oneroso, più importante da mettere in opera. Certo, anche la cupola, una volta capito il trucco, la concezione della falsa tolos, è una cultura costruttiva, si ripete, ma la soglia è l'elemento più importante. Prova a trovare la soglia, poi se volete fare delle domande io finisco anche qui, se avete curiosità potete leggere il libro. Non la trovo. Eccola una. Torna indietro. Uno solo. Ma se uno guarda, qual è l'elemento più importante? È l'architrave. Ma non solo il masso più grande, addirittura è sottolineato dal colore. E magari quella pietra calcarea se la sono andati a prendere 4-5 km e trasportare quella bestia là. Penso che Claudio possa dire che insomma non è uno scherzo, si può fare, si può trascinare con la slitta è il mezzo. E questa pietra che separa il sacro dal profano è l'elemento che ti dà significato. Quando noi andiamo in chiesa, entri in chiesa salendo dei gradini, cambi lo stato fisico, lo senti, ti stai elevando, e quando entri dentro c'è l'acqua che ti purifica, e poi cammini sotto la volta del cielo, la navata, perché la chiesa non è altro che la nave dove il nocchiero, il vescovo, il prete, che volete, ci conduce verso l'est, verso la luce, verso Dio. E sotto questa navata a noi è concesso di andare a fare 2 o 3 passi avanti e indietro, poi ciao, perché il tempo non sappiamo misurare, ma non sappiamo cos'è. Ci concede il Padre Eterno di fare 2 giri avanti e indietro, poi ciao. Però è tutto simbolico, è un sincretismo con quello che c'è già. Non ha inventato niente il cristianesimo, ha dato altri significati, però fisicamente tu devi sentire il cambio di stato, e quando entri dentro sotto questa pietra sentivo, ma come mai è entrata così bassa? E la Madonna, i sardi sono piccoli, e quindi è una misura di sardo. Io ho visto dei sardi che fanno i granatieri di Sardegna, non so se siano piccoli o meno, ma questa è la misura dell'uomo. Ti devi chinare, come ha detto Bandini, devi chinarti. L'architrave anche ora è l'elemento più importante di un'abitazione, delle belle pietre orsiere. Ho fatto un articolo sulle architravi del ottocentesche e novecenteschi
del ricostruito sienese, probabilmente c'è anche da altre parti. Nel Settecento c'era sempre anche sulla pietra dell'architrave anche delle bellissime frasi, quelle frasi che qualche volta ti inventi di essere cristiano o cosa, perché c'è anche il terrore dentro, no? Oppure l'accoglienza, la tocchi, ti inchini e entri nel sacro e lì lo percepisci. C'è poco da fare, perché non so chi parlava prima di emozione, perché il nuraghe crea emozione, perché è una creazione dello spirito, è l'elemento di cosmizzazione, cioè che mette ordine nel tempo e nello spazio. Allora, quando ho cominciato a occuparmene per ragioni costruttive, perché mi interessava come si costruiva nel passato, io ho capito che anche le descrizioni costruttive erano valose. Per esempio, bisogna fare una rampa ma la rampa è più costosa del nuraghe. La fai e poi la disfi, ma siamo matti. Prima abbiamo visto lo zigula. La scala dello zigula rimane dentro, come è rimasta al Monte Accodine. Lì può darsi che la rampa sia servita per costruire, ma fa parte del monumento. Solo chi fa un lavoro, non puoi fare un lavoro stupido, altrimenti sei condannato come Sisifo, chi fa i lavori stupidi a spingere la pietra in cima al monte e quando è sopra la devi lasciare, viene giù e poi la respingi su e poi la tiri giù. Dante li condanna in questo modo. È un lavoro da stupidi ed è giusto che uno stupido venga condannato. E l'uomo non fa lavori stupidi, cerca di impiegare meno energie che può. Quindi la rampa è dentro, è piena di simbologia, eccetera. Bene, un'altra piccola cosa. A proposito di rampa. Sì. Anche questa, che prima la signora descriveva. Dico solo questo. Porca miseria, basta considerare la Sardegna un'isola. Anche oggi c'è stato il passaggio, quello del nostro Bezzo, no? Che dice, c'è l'isola che tu hai detto, ma è vero che è un'isola, ma porca miseria, più baricentro nel Mediterraneo della Sardegna, dove sono andati a sbattere tutti. Non è isola, è un crocevia. Sono venute queste culture del bacino mediterraneo, di questo grande lago, dove si sono originate tutte le grandi culture del passato, tutte, Nord Africa, Oriente, Grecia, Europa, tutti sono andati a sbattere in Sardegna e la Sardegna recepisce, rielabora col suo genius loci, passatemi questa parola, con le sue vedute, qualcosa trattiene ma soprattutto aggiunge, altro non gliene frega niente. Quindi la Sardegna è laboratorio. Isola vuol dire che è isolata, che non ha dei grandi contatti, ma qui viene elaborato, e viene elaborato il senso del sacro nella maniera, in questa volta esagero, come fanno qualche volta gli antropologi e i sardi, esagerano, davvero non c'è stata nessuna civiltà che abbia interpretato in questo modo così originale, così alto, il sacro. Quel sacro che è difficile da... Allora, trasformare il sacro in profano, perché quello che si è fatto finora con i nuraghi, fortezza, tempio, anche il tempio inteso come luogo di assemblea, poi sarà diventato anche quello, ma non è quello, non è l'assemblea, non è un luogo profano, ospedale. Stamattina alla Rubio la guida il nuraghe è un modulo che si ripete e si aggiunge. E guarda che modulo, non puoi ragionare con categorie moderne. Il modulo costruttivo è stato inventato nel Novecento, se cazzo c'entra più. Allora, tutti hanno messo la sua, arriva Berlusconi, cos'è? È un deposito di ricchezze, perché Berlusconi cosa può vedere? Ognuno vede qualcosa. Ma se noi continuiamo a pensare al nuraghe come un oggetto profano, veramente è un delitto che va punito, perché non appartiene al profano, appartiene al sacro. E ogni volta allora, io non ho più la pazienza, sono vecchio, eccetera, mi scappa l'embolo, ma sentire parlare di queste cose così stupide, e siamo di fronte all'espressione più alta della spiritualità. Se non si capisce questo, allora
Ok, ragazzi, state seduti sul vostro scrigno immenso, seduti sopra, con il culo di pietra, che di pietra si tratta, degli archeologi, e non si accorgono, non riescono a tirare su il culo da questo scrigno, che non si riesce ad aprire, perché è un culo così pesante, di pietra, che se si continua, non riusciranno ad aprirlo. E allora questo, ok, sono tante altre cose, ma questo patrimonio veramente dell'umanità va salvaguardato. Dicevi della Scala, ma ogni è carica di simbologia. Santa Cristina, che mi ha affascinato, ma penso che sia il più grande monumento d'architettura della preistoria, o se volete anche della storia, se trovano la scrittura, ma non me ne frega, del 1000 a.C. Perché c'è una scala che va giù e un'altra scala rovescia che di sopra? Ma anche nell'Uraghe c'è. L'uomo scende dalla scala normale, però Dio non scende dove scende l'uomo, neanche nello Ziggurat, ci sono due scale, uno per l'uomo. L'altra scala è quella dove scende Dio, che non si contamina. E nell'Uraghe una scala per salire c'è, l'altra c'è una nicchia lì, dove c'era, secondo il Liu e questi seguaci del professore, c'era la guardia, la sentinella, pronta a colpire quello che entrava nell'Uraghe, no? No, quell'altra è la nicchia di Dio, c'è la scala di Dio che viene giù, ma non si vede. Ma certo che c'è, tutte le false porte nelle domus sono raffigurate, sono finte, ma ben finte, perché tu non passi uomo, ne passa Dio. E tutta allora questa simbologia arricchisce il patrimonio. Diceva anche la Carmelli, quegli inferi, poi chiamateli come volete, non lo so, io ho sempre chiamato inferi, sono quelli di sotto, no? È collegato all'Axis Mundi, ma non si contamina neanche con la terra, è sotto. E questo, quella porta lì, questo mi sembra sia Butisovio, o questo è un pozzo dentro, molti nuraghi sono del pozzo, ma non è il pozzo, non è l'acqua, può darsi ci sia che l'acqua. È comodo dire, quando venivano assediati erano dentro, avevano l'acqua. Ma chi può pensare che uno per difendersi va a chiudersi dentro un nuraghe con un'unica porta? Anche il più stupido animale, quando vive in una tana, c'è una via d'uscita. Il nuragico era così stupido da non avere casomai una via d'uscita. Ma che? Wow. Avete una domanda da fare? Datemi la soddisfazione di rispondervi male. Dai. Una domanda, dai. Propongo qualche domanda. E poi c'è ancora ancora Neslissi Franco. E poi, poi diciamo due cose di quello che andiamo a vedere, perché un amico che mi rimprovera sempre dice porti la gente lì, nessuno ci ha capito nulla, vede il tramonto, invece quindi lo spieghiamo repetita iuvat per chi lo sa già, e quindi prima delle lunetas qualche domanda, insomma ne faccio una io e poi prego. Posso? Ne faccio una io perché... Franco, fai un Franco che ti vuole fare una domanda. Franco. Poi ne faccio anch'io una. Stavo facendo due. Dipende dal Non so se abbiamo, c'è ancora tempo. No, abbiamo Fammi del voi, in Sardegna, o mi dai del voi o mi dai del tu, perché lei è non mi piace. Cosa ne pensi del progetto nuragico che rappresenta noi suonatori? Domani. C'è qualcuno che ha già dubbi? Il progetto etifalico. Sì. Domani. Domani, ma lui non c'è. Ok. Come non c'è? Allora, il progetto etifallico Hai le immagini? Fra? sì, ma in un altro... Vabbè, ma tutti hanno capito. C'ha una sberla così e due tette. E 3 cani. Due tette formidabili.
E poi c'è l'Eleonidas. E ha una posizione, sembra seduto, cioè un po' inclinato così. Però non ho visto mai, questo è un problema anche di fusione. Allora, quando ho visto per la prima volta, sono andato a Tambuli ci sono dei pettili alti 1,20 m, 1,10 m, eccetera. Sono dei membri maschili, ok? Però c'hanno 2 tette, qualcuno c'ha l'incavo, che più o meno è la stessa cosa. Come mai viene rappresentato anche lì il maschio e la femmina insieme? L'androgino. L'ermafrodita non è così bello, è l'androgino. Colui che ha femmina e maschio insieme. È l'essere perfetto, è un angelo. Perché li ha tutti e due come non avesse neanche uno. È l'essere perfetto, perché è autosufficiente. Questa roba qua mi ha portato a vedere, e per quello dentro di me, e mi scuso, ho disprezzo, profondo disprezzo per molti archeologi che trasformano la sacralità di questa, quando lo schiavo dice nel ricostruire su Tempiesu, penso che sappiate tutti dove gli è, trovano dei conci, ci sono perfugasi in moltissimi pozzi sacri, ci sono i conci che costruiscono il pozzo, sono grandi, peseranno 40 kg io penso, no Simone? I conci non, lo tira su uno. Sono fatti a testa di toro, con questa figura taurina, che oltretutto come elemento costruttivo è stupido, perché è molto meglio un parallelepipedo, perché un concio fatto a triangolo ha molta più spinta della terra. Invece questo concio ha la testa taurina, è il maschio, e questo maschio ha 2 protuberanze che secondo gli archeologi servivano per sollevare e agevolare la messa in opera. Ma cosa vuol dire quei mezzi che c'erano? Tirar fuori da un masso la forma e poi scavare via, togliere via tutta la pietra per lasciare le 2 protuberanze. Devo fare tutto questo lavoro forte per sollevare un pezzo che io no, ma forse quando ero giovane riuscivo, 40 kg si riescono a sollevare. Il sacco di cemento pesava 50, quindi quello lo potevo sollevare. E non vedere nella realizzazione di un pozzo la realizzazione ufficiale, perché costruire un atto sacro, ufficiale con pezzi, con elementi della sacralità. C'è di nuovo l'ermafrodita, e che si ripete nell'Itifalico, cioè colui per me che è in grado di collegare la terra con il cielo, quello che esprime la musica. Non è per me un momento di estasi, è la rappresentazione proprio di questo essere che è capace di collegare. È lo stregone, è lo sciamano, quel che volete, africano. Da noi a Mestre ogni mese c'è un mercatino e vengono dei ragazzi che portano statuine di legno del loro paese. Ho detto: portatemi per favore uno stregone che abbia tette e membro. E dice: c'è, ma non si trova. Perché anche in queste culture c'è di nuovo l'ermafrodita? Pensate alla raffinatezza di un essere perfetto, che finalmente non ha più bisogno delle donne, e gli uomini e le donne hanno più bisogno. La liberazione totale, no? Dio buono, una liberazione che non ha confini. E l'ermafrodita per me, quello cosa, è far appartenere colui che interpreta a un altro mondo, è un angelo. Se sei soddisfatto, io la vedo così. Se tu la vedi in un altro modo, non lo so. Io vorrei fare una domanda. Posso una domanda? Ce l'ho, la sto provando da anni. Cosa, secondo lei, insomma, che ha conosciuto questo cambio di paradigma, questo passaggio da rurale fortezza, Franco ci ha insegnato tutti questi anni, era l'archeologia piegata all'ideologia, lo ripeto ogni volta, serviva mandare al fronte questi pastorelli, questi ragazzini, e bisognava raccontare loro che i loro antenati erano formidabili guerrieri, quindi voi fate
voi siete come loro, andate al fronte E tornate con un vestito di legno. Tornate con un vestito di legno. Dato il tributo di sangue più alto durante la guerra, e oggi scopriamo, grazie a Mauro in primis, grazie a Pittau, all'Aner, eccetera, che invece questo non sta nel cielo in terra, questa fortezza, questa visione. Ecco, cosa nella concezione di noi stessi, nella nostra visione del mondo, nel nostro immaginario collettivo, secondo lei ha delle inferenze questo? Qua? Ma no, Non ci arriva. Ah sì. non posso parlare di cose che non conosco, io rimango affascinato da queste interpretazioni differenti e le vivo come un momento di passione confusiva, nel senso che per provenienza letteraria e poetica è chiaro che credo più al versante della sacralità. Però voglio dire, bisogna studiare, approfondire per poter avere poi letture e interpretazioni più particolari. Adesso per buttarla sullo scherzo, sulla battuta, io penso che sorgerà tra poco un'interpretazione ancora più moderna, per cui questo ittifallico maschile e femminile ci diranno che è il recupero del gay. Domande? Abbiamo ancora un'oretta, non abbiamo. Io volevo fare una domanda. Prego. Ci sono uno. No, non ci arrivo col microfono, però. O viene o si sente. Si sente, si sente. E ci ho vergogna. Allora, da poco scrivendo su Come si chiama? Melisante di Villa Sant'Antonio. Dove c'è quel menhir, Se vuole t'accompagno stasera. già visto, mi sono fatto anche una foto con questo cazzo così da 6 metri. Beh, io lo accompagno e gliene faccio vedere più piccoli. Immagino la somiglianza del sottoscritto. Vabbè, ne parlate tra voi. No, sto scherzando, dai, Sant'Antonio c'è questo menhir bellissimo, dai. Sì, ma ce ne sono almeno un'altra quindicina sparsi in tutto il territorio. Allora, scrivolando su internet, ho letto una cosa che a me è sembrata assurda. La Giara qui di Gesturi, Senis e tutta quella zona lì, c'è scritto che ci sono 100 nuraghi. A me è sembrata una cosa molto difficile da pensare che ci siano veramente 100 nuraghi. Leggendo più attentamente, però, poi mi davano delle dritte. Ci sono stati degli studi da parte dell'Università di Cagliari, mi pare, e poi con delle università anche americane. Cosa vuol dire la presenza di questi 100 nuraghi? È una domanda? Sì? Che se li hanno numerati. Mauro Magia di Perfugas ha elencato 8.424 nuraghi riportati sull'IGM, anche quelli non conosciuti, con nome e cognome e localizzati. Allora, se in tutta la Sardegna ci sono 8.424 nuraghi, perché sorprendersi se sulla Giara è sorgente? Però li ricollegavano il tutto all'archeoastronomia. Perché ci sono dei nuraghi che non sono collegati all'archeoastronomia? No, da quello che Le vuole rispondere Mauro? collegati. Sulla Giara hanno scritto cose da tempo, cioè il fatto, si pensava che gli alleati che la Giara fosse una specie di roccaforte in cui i nuraghi sono 20 sul ciglio della Giara, nessuno dentro, e poi tutto il versante, e questo sottopannurago, non so quanti sono, è verosimile che magari siano anche un centinaio, la Giara pianta, 20 sono sopra sul ciglio.
E recentemente l'Università un professore dell'Università della Sapienza di Roma, insieme con l'archeologo sardo Davide Schirro, bolognese di Chiaro Terras Classas, ha fatto una tesi di dottorato proprio sui nuraghi della Giara. Cioè, prima c'era il luogo comune che i nuraghi della Giara erano posti nei passi di accesso alla Giara, cioè le scalas. Invece in questa tesi si dimostra come i nuraghi della Giara non sono posti a guardia dei passi, cioè un luogo comune che è stato ripetuto da sempre, ma sono posti in luoghi visibili dal territorio, cioè punti strategici. Poi ci sono anche altri studi in corso, ma li vedremo. Io stesso spero di pubblicare entro quello. Però per adesso c'è una tesi della Sapienza che ha confutato l'idea che i nuraghi posti sul ciglio della Giara siano posti nei punti di accesso alla Giara stessa, ma è stato ripetuto per tantissimi anni il fatto che erano a guardia dei passi. Non so se vi risulta. Poi, Simone, cosa ci chiedi? Volevo fare una domanda al professor Bandino e ripercorrere un po' quello che in qualche modo diceva Mauro prima, ovvero spiegare meglio il progetto Nuraghi, nel senso che la domanda che faccio al professor Bandino è se si può comprendere questa necessità da parte nostra di dover costruire per conoscere, a livello proprio emozionale, a livello proprio, ma farlo con l'aiuto della collettività per poter in qualche modo anche riuscire a tentare di risvegliare un po' le coscienze, no? E quindi per noi il fatto di costruire per conoscere, costruirne uno nuovo, pensiamo che possa in qualche modo concorrere a risvegliare le coscienze, quindi se si può comprendere dal lato anche di tutti i suoi studi e del suo sapere. Ogni civiltà per parlare col divino, quindi nella dimensione del sacro, ha sentito il bisogno di questo ascendere, la collina, il monte. Quindi già la morfologia se stessa invita a questa speranza progettuale ascensionale. Del perché, anche perché questi nuraghi sulle cime. È molto più faticoso forse portare il materiale, ma perché è istintivo nell'uomo, che vedendo la luna vicino a quel monte in alto, dal basso, dice forse salendo su quella cima posso toccarla. C'è nell'uomo questo desiderio di elevarsi. Questo fa parte della sua dimensione umana. Poi che si creda in una trascendenza, no, del Dio trascendente, o che si creda in una immanenza, cioè come nel mondo nuragico, di una realtà che è, come direbbe Cacciari, una metafisica concreta, cioè metafisica, al di là della fisica, però concreta, sensoriale. È attraverso i sensi che io mi elevo. Non sono due cose distinte, separate. Corpo e spirito sono una unità inscindibile. Per cui io a uno stesso momento simulo, elevandomi, è un piacere del corpo e un piacere dello spirito. In questo senso il monte è sacro, o il bosco per i romani è sacro perché appunto l'albero è un centro, è la dimensione radicale sotterranea, la dimensione terrestre, il fusto, è sfidare il cielo. E la pietra è sacra
Ma i sardi adoravano la pietra e il legno, stato di barbarie, bisognava convertirli al cristianesimo. Ma ancora oggi noi cristiani adoriamo la pietra, il legno, la statua e la statua di legno e la statua di pietra. Ah no, ma sai, ma questo vuol dire anche che non è mica la statua in quanto materialmente costitutiva che si adora, è il simbolo. E grazie, e perché i nuragici, adorando la pietra e il legno, i sardi antichi, non avevano la dimensione simbolica uguale? Quindi io credo che sia nell'uomo questo domandarsi chi sono, da dove vengo, dove vado, come vivo l'esperienza della nascita e della morte. Questo fantasma della morte contro cui noi combattiamo sempre, all'infinito. Perché combattere invece di accettare l'eterno ritorno dell'uguale, della ripetizione costante, dell'avvenire delle cose in una sua eternità? Com'è l'istante di 100 anni della vita umana diventano nel suo percorso generazionale l'eternità, un'eternità immanente, non trascendente, immanente al nostro concetto di eternità, oppure trascendente. Ma anche il concetto di Dio come immobile, Dante, l'essere immobile che muove tutti i cieli. È immobile, eterno per poter muovere il contingente. E in lettura particolare anche di teologia moderna si può anche pensare invece che anche Dio sia un essente, un ente, come tanti altri più importanti, ma non in senso dell'immobile che organizza il tutto. Forse mi sto allontanando in un discorso teologico, ma per dirvi che non importa in che cosa voi crediate a livello di religione, il sacro trascende la religione. Io posso essere religiosissimo come mio comportamento secondo la Santa Madre Chiesa e non avere fatto esperienza del sacro. E un nuragico che non credeva nella trascendenza assoluta, ma in un cosmo di cui lui fa parte, in una unità globalizzante che tutto comprende, dove il piccolo e il grande sono compenetrati in senso cosmico, è immanente all'esperienza, al vivere. Cioè, quando noi facciamo esperienza del cosmo, sono i nostri sensi che fanno esperienza, tutti i 5 sensi. E però non si ferma all'esperienza sensistica, ma questi sensi essi stessi producono la spiritualità, la dimensione spirituale, la sensazione che va al di là, perché voi che concezione avete dell'amore? Forse che potete spiegarlo razionalmente. Quando è che la madre dice al figlio che non condivide che abbia scelto quella ragazza e gli dice: ma l'hai guardata bene? Per dire che è brutta. E il figlio risponde: mamma, ma che mi dici? È bellissima. Com'è che avviene questo gioco di impossibilità della classifica sul versante estetico e invece vince la dimensione etica dell'amore? Io la amo. È in nome di quell'amore che è assolutamente bello. È un'esperienza del sacro. Razionalizzare è importante, è vero, è necessario, però bisogna che questa razionalità non sia dominante, non sia prescrittiva e non sia classificatoria, relegando in seconda dimensione la dimensione del sacro, della spiritualità. Nel nuragico c'era questa compenetrazione profonda di corpo e spirito, di realtà sensistica, sensuale, sessuale
e allo stesso tempo fortemente spirituale. Vi volevo dare un colpo di grazia con la disposizione geometrica dei furani che andiamo a vedere. Dopo queste parole così belle mettiamo da parte frazionare, lo vedete lì sul posto. Ci sono altre domande, se no via nella Unenda. Ma che ore sono? 7:15. Abbiamo tempo. Cioè, il signore può fare una domanda a quel Chi? signore. Ah, ok, fisso lì. Perché altrimenti me l'ha fatta in privato Emilio, è una domanda e gli rispondo in pubblico. Professore, però è meglio essere anche lì in tempo. Sì, ma sì. A proposito della domanda che le ha fatto prima Simone, mi è venuta in mente qualche verso che dice così: da me, da solo, solo con l'anima, con la piccozza da ciarceruleo. Simone le chiedeva: sarà il caso, e ho capito che stanno costruendo o vogliono costruire un nuraghe, è meglio farlo in compagnia, come diceva lui, e coinvolgere così la gente che ha perso quella certa dimensione, o è meglio farlo da solo questa ricerca? Grazie. Beh, questi versi che avete sentito, che sono di Giovanni Basso, con la piccozza da ciarceruleo, è proprio la forma ascensionale della vita, del suo ascendere attraverso la poesia, anche nella dimensione sotterranea, dice in altri versi: andiamo dove sono quelli che amano e amo i defunti. Dimensione sotterranea dei defunti e del rapporto profondo col cimitero. Ma da quel miglio rondo in tardive, tutti mi amo, giorno nero. Ora la mia patria è dove si vive, gli altri sono poco lungi, in cimitero. E lì è la doppia dimensione del sotterraneo, proprio la poesia ti concede questo dono, e dell'esperienza di vita e dell'elevazione, dell'elevarsi verso il cielo. Quindi ogni dimensione costruttiva del singolo e dell'insieme. Il singolo ha un suo processo fortemente personale, perché la scommessa se la gioca anche tra sé e sé come elevazione, come proiezione, come speranza progettuale della sua vita. Ma non si chiuda il singolo, perché è necessaria assolutamente la relazione. La relazione non deve annullare il singolo, ma il singolo non deve essere annullato, ma il singolo non è una monade. L'uomo è necessariamente in relazione. Quindi essere soli, ma in compagnia degli altri. Me lo pongo il problema in senso moderno oggi. Ma la domanda, scusa, di loro è drammatica, perché hanno questa intenzione e sentono pareri difformi, no? Nel costruire loro un nuraghe. Certo, hanno sentito, si stanno informando, si stanno confrontando. Tu gli hai già dato una risposta, solo la scelta dell'uomo, che per voi è costretta perché avete quel terreno, in quel posto che non è la montagna sacra, è già un errore, gli hai risposto. Però questa domanda. La mia opinione su questo è che loro devono costruire un nuraghe che non sia processo imitativo, perché non è imitabile, non è nell'ordine della ripetizione. Devono costruire un nuraghe opera d'arte, dove l'artisticità legittima. Bravo, questo. Bravissimo. Mi è capitato di parlare. È vostro comunque, non è nostro. No, ma questo non deve demordere, non deve, anzi, è bellissimo che loro costruiscano il nuraghe del 2025, ma come opera d'arte che è creazione dal nulla, come ogni opera d'arte è creazione dal nulla, che non sia un processo imitativo. Per esempio, vi faccio l'esempio, mi è capitato di parlarne in loco a Biella,
c'è il nuraghe Cervos, il circolo degli immigrati di Biella hanno costruito un nuraghe vero, con le pietre, perfetto. È un nuraghe, è mica un nuraghetto, è abbastanza grande. E questo nuraghe è un livello, loro non pretendono, no, è un livello simbolico per noi emigrati. Certo. In questo senso si giustifica, ma io lo spiegavo, perché chi se ne occupa è uno che organizza l'associazione di sardi in maniera veramente ricchissima, tutti gli abitanti del luogo, è il vero centro dell'attività culturale di un sardo intorno a questa attività, a questo nuraghe. Però è un processo di identificazione degli immigrati, ma che non abbia la presunzione di creare un modello di nuraghe che è un modello spirituale in una conformazione fredda di pietre locali. Bisogna stare attenti quando si costruisce. Lo dico a quello analfabeta di Franco Langer nelle costruzioni. È un genio, no, della costruzione. Quando metti la prima pietra stai attento, perché quella prima pietra decide. Nella mia polemica, nel mio libro feroce contro la Costa Smeralda, poi ho temperato un po', accettando alcune cose. Dicevo a questa architetta che dirigeva la spagnolo, i grandi architetti migliori d'Europa, attenta dove metti quella prima pietra, dove la metti? Hai guardato la scala da spiaggia a Monte Moro, a Portocervo, e cioè a Portocervo significa Portocervo e Costa Smeralda, ma che prima era Monti di Mola, c'ha una scala. Io invitavo quell'architetta a percorrerlo a piedi prima di costruire, salendola a piedi, col piede e col passo, e l'intricco dei cespugli, e trovare la pietra fiorante, ed arrivare su, dormire per terra, per sentire il linguaggio della terra, prima di costruire, per sentire la voce, e poi scendere, perché scendere è diverso che salire. E allora io sguardo da Montemoro verso la spiaggia di Portocervo e verso il porto del Banfi. Allora tu puoi iniziare a costruire. Non prima, così, mettiamolo qua, in base a quale giudizio? Come fare in modo che l'immagine di quello stazzo gallurese sia una spinta immaginativa, non imitativa dello stazzo, perché non risponde più alle esigenze moderne, ma a partire dall'antropologia di quello stazzo e di quel territorio, come costruire la Costa Smeralda, non secondo modelli di uno stile mediterraneo neutro, che prende un po' da Capri, un po' dalla Costa Azzurra, un po' dalla Costa Eo, un po' dalla Tunisia, un po' e fa un cocktail stilistico che chiamano stile mediterraneo. Cosa vuol dire stile mediterraneo? È un cocktail per accontentare tutti i turisti di altri mondi, anche questo è giustificabile. E quindi ecco, questo mi ponevo quando ho visitato Pietrezza in Costa Smeralda, e a modo di un villa sardo, e ogni stazzo ogni costruzione di Pietrezza è un rovine, ma un rovine sardo per davvero. Io sono figlio di rovine, perché figlio di pastori veri, però. E quindi conosco, ho dormito per terra. So qual è lo spazio delle rovine, il tempo delle rovine, e visito questi spazi di Pietrezza dove c'è il comfort più moderno delle tecnologie. Allora io entrando lì ho freddo, ammiro quest'arte, ma per se stessa, ma non parlate di uomini sardi, non mi piace la prostituzione dell'arte. Ecco, giudichiamola così, bella, come va? Senza dubbio vedo di tutti quei cose turistici pazzeschi, di quei villaggi turistici orrendi, di roccoli, almeno uno stile per quanto. Ma ritorniamo all'architetto. Com'è che
progetti senza avere esperienza del corpo della terra. Non puoi applicare i moduli del tuo sapere libresco e anche dei tuoi studi approfonditi senza prima materializzarlo il tuo sapere in emozioni territoriali. Allora sì che puoi costruire. Quindi la scommessa dell'architetto, dell'ingegnere, quando costruisce, è di una responsabilità terribile, perché quella prima pietra che sta mettendo è una pietra sacra. E costruendo una domo, cioè un centro del mondo. Questa cosa che è in blocchetta. Ecco, questa è la scommessa. Io ho studiato l'Ovile Sardo e studiando Petrizza, gli architetti sardi mi hanno dato il premio architettura. Ho parlato dell'Istituto Marcos, io sono un insegnante di lettere, che i giornalisti mi hanno messo soprannomi antropologo, sociologo, etnomusicologo, perché ho scritto qualcosa sui tenori che mi appassiona, e mi danno tutti questi soprannomi. Ma come insegnante di lettere io soffro quando vedo la prostituzione dell'arte, e cioè tu devi costruire sempre in una concezione, in una convinzione del sacro. Allora la costruzione è vera, perché quell'abitare un luogo è un abitare sacro. Abitare la Sardegna, cosa vuol dire abitare la Sardegna? Abitare la Sardegna con una parola unica, che mi ha che vento giusto, in via del calore mi dà sul vento giusto, cosa parla? No? Abbiamo fatto un bel incontro a Tadasuni, come riabitare i paesi, 1150 abitanti, e abbiamo parlato come riabitare la Sardegna. Come riabitarla vuol dire come recuperare la sacralità della Sardegna. In questa prospettiva, ma non facendo strane, tu parli perché fai il raffinato. No, io ogni volta che parlo c'ho materialmente le cose. Io mi riferisco a cose, a segni, simboli. Non concedo nulla, anche se il linguaggio potrà dire a tutto ciò che, come dire, tu e qua. No, io sto guardando cose. Quando questi politici che mi fanno sempre incazzare mi dicono, hai ragione tu, la cultura è la vera, gli stanno appoggiando su quello. Ma troppo se ne appoggiamo. Guarda che la cultura è qui, per terra. La cultura è produzione materiale. La cultura è produzione materiale. Ditemi un prodotto che è produzione materiale e non sia produzione simbolica. Ditemi un prodotto che è produzione materiale senza essere produzione di senso. Ditemi. Il falegname che fa una sedia, nella prospettiva dell'uso della sedia, allo stesso tempo ha un piccolo progettino e quella sedia ha una sua dimensione estetica. Inscindibilmente. Allora siamo in questa dimensione di identità sarda, popolo a basso tasso di identità, contrariamente a quel che crediamo. Come invece conquistarselo un grado di identità autentica? Spero che questa lotta contro le quali ce lo dia più forte. Io sono Lorenzo, sono un architetto e in questa giornata di oggi, sentendo il professor Lana e il professor Bandino, ho fatto un'unione, diciamo, di un libro che diversi anni fa mi aveva incuriosito, no? Il titolo era Estetica del vuoto, in cui c'è di un certo Pasqualotto, un filosofo che tratta di filosofia orientale, no? Però rientra anche nel discorso anche dell'architettura, diciamo, dei nuraghi, cioè il concetto, l'estetica del vuoto, no? Cioè alla fine l'uomo, tornando al discorso del sacro, no? È nel vuoto che sta cercando il sacro, ma anche nel costruire. Poi la curiosità qual è? Che l'uomo alla fine va a costruire qualcosa per creare un vuoto, ed è in quel vuoto che poi c'è il sacro.
E mi aveva incuriosito moltissimo questo esempio che faceva di questo, parlando della ceramica, no? Dice uno che costruisce un vaso col tornio, no? Gira, 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 crea questa forma, però poi alla fine quello che usa è il vuoto. Quindi oggi c'era proprio questa sintesi, diciamo, del sacro nel costruire. Perché uno non si sente quando entra dentro una tenda di tela, non si sente in uno spazio sacro? Perché non c'è costruzione. Quindi questo libretto, Estetica del vuoto, è un insieme di gesti che ci insegnano molto nel progettare anche, no? Cioè se noi pensiamo anche alla scrittura giapponese, no? Che è un gesto bellissimo, diciamo, del corpo che fa, mentre noi occidentali siamo abituati a vedere il contorno, cioè loro guardano il vuoto. Grazie. L'architettura è proprio il rapporto tra pieno e vuoto. E il sacro è indovinare questo rapporto. Non mi ricordo qual è la chiesa di Firenze, il Santo Spirito, qual è. Se li mettete al centro e fate risponde in maniera corrispondente in tutte le parti. Sono al centro, in una dimensione vuota, in rapporto a un vuoto circoscritto da una costruzione. È la simmetria di Piero della Francesca in pittura, per così dire. Cioè, è indovinare questo rapporto tra pieno e vuoto, è lì il sacro. È lì che il silenzio diventa parola, è il linguaggio artistico. Quindi qualcosa... Franco, rapporto, dai. Franco, rapporto. No, Franco tu. No, Franco tu, tocca a te. Launedas. E poi andiamo. Posso invitarvi ad ascoltare le Launedas adesso, pensando a quest'ultimo nostro pensiero del vuoto e del pieno. È il ritmo tra vuoto e pieno, tra nota e pausa, tra suono e silenzio. Pausa e ascoltate.
Ciao Franco, poi ho Mediana Sofia, è uno dei Mediana è quella media, con la bambina, quando ha fatto stava piangendo la bambina e la mamma lo comportare, è una finezza. Tutto quello che ha fatto Franco adesso è basato su una definizione che si va a perdere, è un'ipostasi perdere. È interessante, dillo, sentono tutti, è molto bello. Allora, quello che volevo un attimo informarvi è che la sonata delle Lamendas ha una ripetizione ossessiva del 3, cioè l'ipostasi detta da Antonio Lai, quello che interverrà per via video domani sera, l'ipostasi ternale, cioè lo sfruttamento del 3 in tutte le possibilità, e il ciclo ritmico, così come nella musica araba, nel makam, oppure nella musica indiana, nei raga. Cioè praticamente la sonata delle Lamendas fa un ciclo ritmico, poi chiude e riparte e continua. E quindi l'eterno ritorno. La cosa molto interessante, voi che siete di zona, se andate a Genoni, nel pozzo di 40 metri a Genoni è stata trovata in fondo una pietra, una stele, che ha esattamente raffigurato un cerchio, che è il ciclo ritmico, e un triangolo perfetto. Questa cosa è meravigliosa, è il succo di tutta la musica sarda, dal sud al nord, cioè l'utilizzo del 3 continuo e il ciclo ritmico, perché a un certo punto il ballerino deve chiudere e ripartire e fare così, e il cerchio continua come una spirale. Scusa, non ho capito, è un cerchio? Questa pietra è un cerchio? La pietra hai presente? No, il triangolo dov'è? Dentro il cerchio. Così come nelle chiese tu trovi l'occhio che è racchiuso dentro il triangolo, quindi non per volerci vantare molto, no? Però effettivamente questa idea del cerchio racchiuso dentro il triangolo, che ha preso anche la religione cattolica, qui ce l'avevamo. Il cerchio e il triangolo, la Trinità. La Trinità, sì. Bastava uno, è anche trino. Allora, domani sera, qui stesso, sperando che ci sia un po' di maestrale come oggi, parleremo naturalmente del saggio di Placido Cherchi su Benson, che è lo studioso danese che ha citato anche Franco Lanner prima, che praticamente ha fatto lo studio più importante delle launedde e della musica sarda. Da lì noi possiamo capire tutto. E Placido ha fatto un'opera incredibile che non ha mai fatto nessuno su Benson, un saggio meraviglioso, e dove dimostra anche il modo che ha usato Benson per poter classificare questo mondo delle launeddas, che è molto complesso. Franco ha usato una delle 87 launeddas più comuni, perché quando si dice launeddas non è uno strumento, sono tantissimi strumenti fondamentali con tutte le loro famiglie, 9 strumenti, e ognuno di questi è fatto in diverse tonalità, ed è un casino, perché io quando ho fatto il sito, lo trovate anche questo nel sito, quando ho fatto il sito ho risposto e ho speso un sacco di soldi per rispondere a una mia domanda precisa. Io non sono riuscito mai a capire quante erano tutte le launeddas tutte insieme, e allora ho investito e ho detto: ok, costruitemi tutte quelle launeddas possibili. Franco ne ha fatte forse una ventina, quindi nel sito trovate 87 launeddas, 87 video e 87 schemi di ogni strumento, qual è la scala musicale che utilizza quello strumento, perché sono tutti diversi l'una dall'altra. Quindi adesso il sindaco a nome dell'amministrazione offre l'aperitivo a tutti, e poi andiamo al Murare Luengas a vedere il tramonto. Grazie a tutti. Grazie a voi.